Duilio Ines, io sono davvero felice che ormai il nostro rapporto di amicizia, perché non è solo un rapporto di lavoro, no? Ci conosciamo da tanto tempo, mi pare di essere proprio vostro amico. Ormai è uno di famiglia. Grazie, grazie. Tra io e i pesci che vuoi un bene ormai, dottore. Tanto che io poi voglio farvi, al termine della terapia per carità, ma voglio farvi anche un piccolo invito personale. Ma ci faccia subito, dai. No, prima il dovere, poi il piacere. Va bene, dopo ti ricordo. Allora parliamo appunto di coppia. Vorrei capire da voi qual è stata l'ultima occasione che avete, non so, fatto qualcosa con piacere insieme. Insieme con piacere? Sì, Insieme con facile. piacere. Beh, settimana passata. Settimana scorsa evento memorabile. Momento indimenticabile. E a festa perché dobbiamo pagare l'ultima rata del mutuo. Che ultima rata è il mutuo? Sì, l'unica roba che ne univa, dottore, lei capisci, è finito il legame, è sul tempo di firmare le ultime carte, dopo possiamo svincolarci. A gennaio come i calciatori siamo liberi. Questa è la cosa più felice. Appunto, non è questa, io mi riferivo alla festina del compleanno di nostro nipote Mattia che ha fatto 2 anni. Quella sarebbe memorabile. Non si sta meraviglioso, Quello si sta meraviglioso. Certo, intanto eravamo in un patronato, in una stanzetta allestita proprio a festa. Che bello. Sì, a 4 muri scrostata con una foto del Papa e 3 baioncini in tacca. È stato un momento, un'occasione unica per riunire le famiglie sotto lo stesso tetto. Dottore, era 20 putei che tirava a bocca e mamme che urlava i putei di moaghe di urlare e che diceva su ai mariti perché fuori pioveva e ne toccava stare dentro là, come se i mariti potessero fare qualcosa per la piova. Effettivamente era un po' caldino a un certo punto, per carità. Un po' caldino, a un certo punto il Papa se ne via dalla foto da quanto caldo che era. Dottore, guardi, è stato un momento indimenticabile. La torta poi ha consentito di mangiarla tutti quanti, è stato un momento dolcissimo di attenzione verso gli ospiti. La torta, dottore, mi pare un attimo esagerato, perché tra quello che è intollerante al glutine, quello che è intollerante al lattosio, quello che è intollerante ai lieviti, quello che è intollerante alle farine, no? Sappiami, io a tutti intolleranti là, io a tutti intolleranti, alla fine l'unica roba buona del caldosa era la scatola, che mi sono portato a casa con attaccata la stua col cartone. È stato anche apprezzatissimo avere le 2 ragazze che facevano l'animazione. Sì. Diciamo che aveva papà intorno che puzzei, comunque è stato molto interessante vederle. In ogni modo è stato sempre bellissimo il momento della foto, lì tutti i putelli intorno alla torta per la foto ricordo. Non ne era uno che non piangeva, dottore, tutti che piangeva, quelle mamme che dicevano cosa piangi, ridi che andiamo a fare foto, e dopo parole a suo marito perché fuori pioveva. E qui parole a suo marito comunque, certo. No. È stato bellissimo quando che hanno attaccato il candeotto che ha fatto le sbrazze là. Sì, così oltre a spuzza da suore, sta anche a spuzza da cosa, da solfo. Adesso tu dici così, io ho apprezzato molto anche la solidarietà, perché a fine serata le famiglie quei piccoli sono tornati a casa e noi più anzianotti abbiamo dato una mano a sistemare il patronato. Se posso tradurre, siamo stati là fin mezzanotte, una col moccio è stato a fare sui sacchi di plastica perché erano tutti i bicchieri da buttare via, perché un pennarello per scrivere il nome faceva miseria che ha detto capito sommare, e noi altri a buttare via plastica, passare col moccio che era il succo e pera per tutto fino a mezzanotte e i due ebeti, capito? È stata una festa indimenticabile. Vi trovo comunque d'accordo, no? In sostanza. Bellissima serata, veramente. Guarda. A tal proposito, se mi permettete, vorrei proprio invitarvi, la cosa personale, vorrei proprio invitarvi al compleanno di mio figlio. Quanti anni fa? Tommaso, 2 anni. Sì! No! Come no? Ma come sì? Ma sì che andiamo così dopo che diamo una manetare, Coppa te.